Gerbere variopinte in mano ai detenuti alzate al cielo per salutare Papa Francesco, che ha varcato il cancello del carcere di Montorio intorno alle 12. Ad attenderlo le guardie carcerarie e il personale, i detenuti che lo hanno accolto nel campo sportivo dell'istituto. Un abbraccio di tutti nel segno della speranza. Il pensiero di Papa Francesco è andato subito alle difficoltà nelle carceri e al sovraffollamento. Per questo voglio dirvi che vi sono vicino e rinnovo l'appello specialmente a quanti possono agire in questo ambito affinché si continui a lavorare per il moderamento della vita carceraria. Poi ha parlato dei suicidi in carcere. Ho appreso con dolore, ha detto, che recentemente qui alcune persone, in un gesto estremo, hanno rinunciato a vivere. È un atto triste questo, a cui solo una disperazione e un dolore insostenibili possono portare. Perciò, mentre mi unisco nella preghiera alle famiglie e a tutti voi, voglio invitarvi a non cedere allo sconforto, a guardare la porta come la porta della speranza. Non dimenticate, Dio perdona sempre e perdona tutto. Tutti abbiamo diritto a sperare, al di là di ogni storia e di ogni errore o fallimento. È un diritto, la speranza, che mai delude, mai. Le parole della direttrice Francesca Gioieni: tra queste mura la vita scorre, non si ferma. Una cosa è certa, che il passato di tutte queste persone, di queste donne e questi uomini è certo, c'è già stato, e il futuro invece va costruito. Nel futuro bisogna continuare a credere per non perdere la speranza. A nessuna di queste persone va negata dignità e umanità. La nostra missione, ha aggiunto, è intercettare e accompagnare dei percorsi di vita. La voce dei detenuti è stata affidata al più giovane, Leonardo, 22 anni, che dice: siamo uno spaccato del mondo, ci sentiamo esclusi dalla società civile. Speriamo tanto che questa sua presenza, santità, apra i cuori e le menti del mondo esterno per accoglierci come liberi cittadini, dopo che avremo riparato agli errori commessi. Poi i doni a Papa Francesco, che commosso ha salutato tutti con un abbraccio unico, immenso. Fra loro non c'era, come annunciato, Filippo Turetta, rimasto all'interno, sorvegliato a vista per le sue condizioni psicologiche.